8 giorni in Portogallo, per un pellegrinaggio che unisce diversi aspetti della spiritualità, dalla devozione mariana, con la visita al santuario di Fatima, alla contemplazione delle bellezze naturali e storico-artistiche di questa terra. Il percorso parte dal nord, toccando Porto e Guimarães, si scende poi verso Coimbra e il santuario di Fatima, fino ad arrivare nel sud, con le visite a Lisbona e nella regione dell'Algarve. Ma ci siamo accorti che è un periodo favorevole soprattutto per chi è coinvolto nel mondo della scuola, ma per tutti quanti, ecco. E quindi andremo a Fatima, o meglio, andremo in Portogallo, perché la nostra destinazione è sicuramente andare dalla Madonna nel santuario tra i più famosi, ecco, e significativi al mondo. Ma percorreremo anche in lungo e in largo il Portogallo. A Capodanno saremo in Algarve, pensate che è un posto veramente fantastico. Sicuramente il santuario di Fatima è un santuario che raduna pellegrini da tutto il mondo durante tutto l'anno, quindi è un incontro anche questo molto importante che farete nel corso di questo viaggio. Naturalmente sì, ogni passo mosso verso il santuario, verso la Madonna, e essere sotto il manto della Madonna è un passo verso la propria intimità, proprio per fare quel percorso di trasformazione che il Vangelo ci consiglia e ci addita, che è quello di diventare bambini, ecco, di ritornare come i tre pastorelli che fanno questo percorso, questo itinerario a Dio, nell'intimità con Dio. C'è stato il Papa, che non è tanto, nel 2017. Ecco, lui ci ha indicato come si vive il pellegrinaggio a Fatima, e cioè diventare segno di speranza per gli altri. Proprio in fedeltà a quanto ti diceva Sor Lucia, ciascuno deve adempiere il proprio stato fino in fondo.